Aciriale vittoria come 4 anni addietro, vale qualche cosa di più che i semplici 3 punti sul campo. 3 anni fa l'Aciriale contro il Vittoria con il rigore conquistato proprio nella ripresa conquistò su questo terreno di gioco la promozione diretta in Serie D. Dopo 3 anni di Serie D e uno di eccellenza, questa sfida ritorna a valere qualcosa, torna a valere per un molto più prosaico posto nei playoff e soprattutto l'Aciriale ha la possibilità di inanellare il secondo successo di fila dopo quello per 1-0 soffertissimo contro il fanalino di coda Taormina della scorsa settimana. L'Aciriale oggi, vincendo col Vittoria, può conquistare addirittura la zona playoff prima di Natale, un risultato che rappresenta l'obiettivo minimo per la formazione allenata da mister Enrica, e da lì tutto può succedere. Aciriale in maglia bianca proprio come 4 stagioni addietro, vittoria con la tradizionale casacca bianco-rossa. Le formazioni in campo: Aciriale con Arcoria, Di Nicolò e Maimone, Gatto, Raneri e Cocuzza, Truglio, Messina, Frittita, Sinatra e Godino. In campo quindi da subito il neoacquisto Sinatra. In panchina con mister Ricca ci sono Linguaglossa, Sardo e Ricca, Bonnici, Barberi e La Piana. Il Vittoria, che scende al Tupparello con soli 15 effettivi, risponde con Scalogna, Giudice e Patti, Iapichino, Nobile e Citronella, commentatore Bevilacqua, Manuello, Di Mauro e Di Rosa. In panchina con mister Campanella ci sono solo Di Carlo, Carnazza, Camboccia e Monteneri. Quindi un Vittoria adesso ambisce solamente a conservare la categoria e magari con i giovani riuscire a conquistare comunque un piazzamento di prestigio. Godino che poi lancia in profondità verso Di Nicolò, che però da quel punto viene chiuso, poi in qualche modo riesce a recuperare il pallone, poi viene spinto via regolarmente secondo il direttore di gara, ma la palla è ancora nelle mani dei giocatori dell'Aciriale. Va giù un attaccante accese in area di rigore, ma non c'è nulla. Buono lo scambio tentato al limite dell'area, poi l'ultimo tocco troppo lungo è finito dritto tra le mani di Scalogna e la effettua il Vittoria, mentre attenzione l'errore di un difensore in maglia biancorossa, se ne va a Frittita, tradito dal rimpallo del pallone, non riesce a controllare, poi clamoroso errore di Scalogna che sul retropassaggio considerato volontario da Papa prende il pallone con le mani. Sarà calcio di punizione a 2. Fischia il direttore di gara, parte la conclusione di Messina, la respinta di Scalogna in calcio d'angolo, botta di potenza nel mucchio, attenzione il cross, il colpo di testa, fa carica sul portiere, fischiata dal direttore di gara, il signor Papa di Milano, con Scalogna che prova a rimediare all'erroraccio di prima perdendo un po' di tempo, e potrebbe essere lui il primo ammonito della partita. Mentre c'è un po' di discussione a centrocampo e ci sono 2 cartellini gialli. Aciriale in attacco, palla in area di rigore, cross verso Frittita che a quel punto è in fuorigioco, annulla la bandierina alzata del secondo assistente, che è il colpo di testa non di Frittita ma di Sinatra. Il bel gesto atletico della parata plastica di Scalogna. Serve un compagno, poi il lancio verso Godino, Godino se ne va, Godino 1 contro un avversario, prova direttamente il cross dentro, troppo sul portiere, Scalogna blocca senza problemi e addirittura rilancia in attacco alla ricerca di un compagno, ma lì ci sono solo giocatori in maglia bianca. Lo scambio che riesce, poi però Gatto ci mette una zampa, lasciatemi passare la battuta. Calcio di punizione per l'Aciriale e qui ci starebbe l'ammonizione su Manuello, che sarebbe già ammonito. E attenzione che c'è solo cartellino giallo, quindi nell'azione precedente non era stato Manuello ad essere ammonito. Prima vera occasione per il Vittoria con una progressione personale di Rosa, che è andato via in slalom dentro l'area di rigore, poi ha tentato un rasoterra sul quale si è disteso bene Arcoria ed ha bloccato perché il tiro fortunatamente era debole. Maimone cerca questo pallone largo sempre per Frittita che se ne va. Frittita prova a entrare in area di rigore, Frittita prova a metterla dentro, guadagna un calcio d'angolo e sarà probabilmente l'ultima azione del primo tempo, ma l'arbitro non fa neanche battere il calcio d'angolo, fischia alla fine
dei primi 45 minuti con almeno una decina di secondi di anticipo rispetto ai 3 minuti che egli stesso aveva segnalato. Si va quindi al riposo col punteggio di 0-0.